Stiamo preparando le basi del piatto che si chiama dedicato alle api, che anche questo è un piatto semplicissimo fatto di pane che andremo a intingere con lo spirito di Fascidari, che è la nostra parte alcolica, per poi rifinire con una spuma fatta di latte intero, ovviamente fresco, che ha avuto in infusione il favo intero, proprio un favo di 1000 fiori, per quasi 48 ore. Allora, questo è un distillato di miele che fanno a sortino e io uso per fare questo dessert. Vedete, il pane viene imbevuto con questo distillato che è ricchissimo di sapori di favo, di cera, di tutto quello che le api, diciamo, ci portano, ed è la nota alcolica del nostro piccolo dessert. Abbiamo aggiunto prima la spuma, no? Di cui vi parlavo prima, poi abbiamo aggiunto il polline e poi abbiamo aggiunto un fiore, no? Come fanno le api, dobbiamo sempre mantenere le fioriture anche nei nostri piatti, laddove ovviamente stanno bene. E poi il polline è un elemento importantissimo che dà un sacco di sapori, di aromi, di profumi, arricchisce moltissimo un dessert, no? L'analisi visiva è la prima cosa quando un piatto arriva a tavola. Come si fa a rinunciarci? In questa giornata si parla dell'importanza delle api, si parla anche di miele, il prodotto che più conosciamo, anche se non è l'unico prodotto delle api, e quindi non si può non parlare anche di cucina. Certo, io però il primo amore ce l'ho verso le api che lo fanno il miele, perché le api sono delle produttrici di energia. Nel mio libro il capitolo è proprio il miele, un manuale d'amore. Perché le api sono fantastiche. Io in cucina ho sperimentato il mio sistema di utilizzare il miele a crudo per conservarne tutte le proprietà nutraceutiche. È molto importante divulgare questa cultura tra i giovani. Partiamo con delle cose semplicissime. Oggi inizieremo con un latte di mandorle, fatto ovviamente rigorosamente con le mandorle nostre in casa, dolcificato con del miele, no? Perché cosa c'è di più sano per una prima colazione, no? Di cominciare così. E poi l'insalata, che cosa vuol dire un condimento con il miele, con il limone e il nostro olio, quindi l'utilizzo veramente in purezza per poi passare ad un tortino di ricotta sempre dolcificato dopo, però in un secondo tempo, quindi il miele sempre utilizzato a crudo. Nell'ultimo piatto poi vi farò vedere l'infusione che io faccio di tutto il favo, che metto proprio nel latte in infusione per 48 ore, di modo che il latte si tiri tutte le proprietà anche della cera, cioè è una cosa molto interessante. E poi ovviamente l'utilizzo del polline. Forse l'utilizzo del miele è ancora un po' sottovalutato in cucina, magari c'è poca conoscenza, non sappiamo bene come valorizzarlo. Ma è sottovalutato non da tutti, ci sono alcuni chef, alcuni cuochi che ci sono già arrivati, ma io dico solo nei bar, il caffè dolcificato col miele è strepitoso, no? Le tortine, insomma anche il pane e miele. Cominciamo prima con i consumatori a casa, ai bambini, date miele, non date zucchero, non date queste creme zuccheratissime di nocciole, utilizzate il miele, fate le cose a casa, la salute ne gioverà. Anche la salute dell'ambiente, perché poi ovviamente gli apicoltori, quelli bravi, parliamo di gente veramente che ama la natura, rispettano il mondo delle api, rispettano la natura, i territori hanno bisogno di controllo di mani e di occhi sapienti, e quindi imparare a guardare il mondo attraverso gli occhi delle api può solo migliorare le condizioni della natura. Com'è nato il suo interesse per questo mondo? È nato 25 anni fa, io avevo le mie api che ahimè sono finite tutte bruciate in un incendio devastante nel 23, mi sono innamorata perdutamente delle api e invito anche i bambini a farne lettura, i giovani, di quello che è l'organismo equilibrato di un apiario, no? Le api non litigano, nascono insignate, come si dice in siciliano, fanno delle cose eccezionali, lavorano, sono delle instancabili lavoratrici, si rispettano,
lavorano sempre per fare felice la loro regina ed è un mondo che funziona con un equilibrio strepitoso. Già solo questo ci fa capire che proprio è un organismo da attenzionare, no? E poi perché è straordinario, cioè in Sicilia abbiamo apicoltori che ne fanno 24-26 essenze, dipende dalle annate, ma sono delle cose, tu scopri il sapore delle cose attraverso il miele, eccezionale, quindi chi è vicino alla natura, e io come cuoca sono vicinissima alla natura da sempre, non può non essere vicino al mondo delle api. Il miele e anche i piatti che gusteremo oggi come opportunità anche per conoscere meglio il territorio. Ma, assolutamente, anche perché c'è l'apicoltura nomade che va girando, no? Gli apiari li portano in giro proprio in base alle essenze, alle fioriture, e quindi i territori che devono essere specialmente, cioè, meglio e più incontaminati ne giovano, no? E poi a tavola si riescono a portare questi mieli monoflora che sono strepitosi. In che modo valorizzare al meglio il miele? Quindi lei consigliava un utilizzo più semplice possibile, naturale? Più semplice, più naturale e soprattutto a crudo, cioè non cuocetelo, perché il miele superati già i 42-45 gradi perde moltissimo, quindi utilizzatelo a crudo, già metterlo nel caffè il miele perde. Dolcificate tutto quello che potete col miele, insomma, tutto. Ogni tipologia può avere un utilizzo diverso, quindi dal miele più spiccatamente profumato, dolce, a quello un po' più... Assolutamente, un miele di castagno lo dobbiamo per forza annettere, che so, un pecorino stagionato, no? Perché se metto un miele di acacia perdo completamente il sapore, quindi anche là ci si può divertire. Poi ci sono i mieli di agrumi, il miele di nespolo, il miele di mandorlo, che è una cosa che vi invito a scoprire, se ne fa pochissimo, ma quel poco che si fa è straordinario, e dice: ma non è possibile, io mangio le mandorle nel miele. Ebbene sì, il miele di vulcano, ho avuto la fortuna di assaggiarlo, apri questo tappo, ti arriva lo zolfo, perché le apine stanno lì, quindi il territorio poi te lo porti in un barattolo. Regala tanto il nostro territorio, specie a chi come lei svolge questo mestiere e vuole utilizzare gli ingredienti di prima qualità. Io sono innamorata della Sicilia, il mio braccio ve lo dirà, io lavoro in cucina da quasi 30 anni ormai solo per la mia Sicilia. Durante una trasmissione che feci per una cosa fuori mi dissero: beh, quella lì c'ha la testa a triangolo. Io ho la testa a triangolo e ci voglio rimanere, perché la mia Sicilia è un continente ricchissimo che parte dai 3100 e rotti metri di un vulcano, passando per dei boschi stupendi, arrivando a delle pianure altrettanto ricche, fertili, per poi giungere alle coste. Io mi sono occupata di mare, di montagna, mi occupo di erbe selvatiche, di grani antichi, un'altra battaglia, 53 grani conservati alla stazione di granicoltura, abbiamo fatto una battaglia enorme per il riutilizzo dei grani, che oggi avremo anche qui con l'insalata, col pane giusto, fatto bene con i grani nostri. E beh, allora io dico sempre che la lobby dei consumatori è la lobby più potente che c'è al mondo, quindi diamoci da fare con le nostre scelte alimentari. Cibo, territorio, salute, va tutto di pari passo, e questo sarà anche la sintesi di questa giornata. Certo, ma non dimentichiamo anche l'economia, perché chiaramente comprando siciliano ridiamo dignità a tutti quelli bravissimi come appunto gli apicoltori che incontreremo oggi, che fanno questo lavoro strepitoso. Quindi cibo, salute, economia, gusto, perché il gusto è strepitoso. E oggi vi dico: attenzione, un po' più di leggerezza nella cucina siciliana, quindi dobbiamo imparare ad andare un po' indietro su determinate cose, ad alleggerirla, perché in certe cose è un po' pesante, un po' troppo grassa, ma fatto questo si arriva alla sublimazione, diciamo, di tutti gli elementi. Vediamo già qualcosa di pronto, tra poco vedremo altri piatti. Partivamo sì con questo latte di mandorle semplicissimo, fatto in casa, dove io lascio la mandorla con tutta la pelle proprio per lasciarla integrale, ovviamente poi filtrata, dolcificata col miele. Poi abbiamo un'insalatina col pane nero, come vi dicevo, proprio con i germogli, anche loro portatori di grandissima salute, proprio per dare in degustazione ai bambini questo topping fatto di limone, miele e olio. Oggi lo degusteranno con un miele millefiori e un olio di nocellara del Belice biologico. E poi continuiamo con un tortino di ricotta, con i pistacchi e con il finocchietto selvatico, e poi avremo dedicato alle api, che è una chicca che spero farvi vedere, insomma.